Naturalmente sono ore di angoscia e di dolore. Ho visto stamattina nei volti di tanti giovani smarrimento. Allora ho avvicinato il microfono del cuore, ho detto: un ragazzo è uscito armato di pistola e ha sparato alla fronte di Paolo. Noi siamo armati di carta, penna, fogli, decine e decine di lettere. Lo slogan è: scrivo a te che hai un cuore, per dirti che nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare. Palermo non è quel killer. Palermo è una bella città, Palermo ha alunni stupendi, Palermo è la città della gioia, della bellezza, è la città di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, Palermo è la città di Padre Puglisi e di Rocco Chinnici, Palermo è la città di Claudio Domino ed è la città di tanti giovani che da anni e anni e anni portano avanti il Parlamento della legalità internazionale multietnico. Qualcuno per uscire da casa si arma di pistola, noi ci siamo armati stamattina di fogli, penne, colori. Stiamo scrivendo tante lettere che faremo arrivare alle massime autorità, quelli che commemorano, ma non hanno i giovani, non hanno i bambini, non hanno gli adolescenti. Queste lettere li faremo arrivare nei tavoli di chi decide, di chi in questi momenti si starà chiedendo: perché Palermo è così? Perché i giovani hanno paura? Perché non fanno sentire la loro voce? Bene, noi non urliamo. Noi semplicemente abbiamo il coraggio, come tanti stanno facendo in questo momento, di prendere un foglio di quaderno, scrivere che cosa? Speranza, scrivere che il sole non si uccide, scrivere che non vogliamo stare a guardare, ma vogliamo dire da quale parte stiamo. E mi voglio rivolgere ai genitori di Paolo. Noi siamo il vostro cuore. Se potessimo mettere il salvalox della gioia e dell'amore, lo metteremmo con entusiasmo. E non vi sentite soli. Paolo vive in ciascuno di noi. A colui che ha sparato vorremmo dire: quel tuo proiettile ha colpito il nostro cuore. Ed è chiaro che in questo momento quel proiettile ci fa sanguinare, ma noi siamo più forti. Noi cercheremo di svegliare l'aurora e dire a tanti giovani che non devono avere paura di uscire da casa e andare in un bar, andare in piazza, andare al Politeama, andare al Teatro Massimo. Noi ci siamo e siamo presenti qui con tante lettere che sono il nostro passaporto della bellezza, perché Palermo è la città della bellezza. Te lo dico col cuore. Mi dispiace che trascorrerai i tuoi giorni in una cella, caro amico sfortunato, che non hai avuto il coraggio di aprire il cuore all'amore, ma ti sei armato di una pistola per dire cosa? Che sei solo, che adesso sarai anche disperato. E noi invece canteremo la bellezza della vita, lo vogliamo dire, perché l'amore nessuno lo può mai uccidere. E Paolo vive in ciascuno di noi e queste lettere lo testimoniano.